Una holding, come dire un'organizzazione di stampo imprenditoriale per lo sfruttamento della prostituzione, quella smantellata dalla squadra mobile di Venezia che ha arrestato 4 persone, 2 albanesi e 2 ungheresi ed è sulle tracce di 2 latitanti rumeni. La banda gestiva di fatto le lucciole che si vendevano nelle zone luci rosse del Veneziano, il Terraglio, l'area intorno al parco di San Giuliano a Mestre. A capo della banda un albanese di 35 anni, in Italia dal 2003, un professionista del crimine scampato, un tentativo di omicidio 10 anni fa. L'indagine è iniziata lo scorso anno da una aggressione sempre a colpi di baseball nei confronti in via Orlando di alcuni giovani dell'est. Abbiamo accertato che dietro c'era appunto una spedizione punitiva per lo stazionamento di ragazze in quelle aree e quindi si è rievidenziata la figura di questo 35enne albanese che anche a livello imprenditoriale aveva di fatto organizzato l'illecita attività, soggetto sicuramente preminente, tanto che assoggettava anche gruppi concorrenziali chiedendo e pretendendo il pagamento di 50 euro a sera per ogni ragazza, una sorta di tassa di stazionamento o vero e proprio pizzo. Il reclutamento delle ragazze in Ungheria avveniva con la solita scusa: vieni in Italia a fare la badante, la cameriera, visto che poi queste ragazze non avevano nulla in tasca perché tutto consegnavano allo sfruttatore. Sì, in questo caso abbiamo verificato le ragazze che venivano reclutate erano neomaggiorenni, quasi sempre erano consapevoli di ciò che venivano a fare qui in Italia. Gli interi incassi venivano invece consegnati, prelevati dagli uomini, i quali oltre alle spese per il proprio sostentamento poi riuscivano mensilmente a mandare, documentate appunto con ricevute, somme variabili tra i 15.000 e i 16.000 euro al mese nei paesi di origine. Quindi se queste ragazze sono consapevoli, vengono qui perché comunque hanno una vita migliore anche se sfruttate, cioè non avendo niente in tasca, dico, oppure magari qualcosa riescono a mandare anche loro a casa. Abbiamo anche verificato da recenti indagini che c'è anche un mutamento, la ragazza viene così portata e consapevole e le viene promessa anche una partecipazione agli utili. Dell'organizzazione, che si riuniva nei centri commerciali per delineare le strategie operative, faceva parte anche una donna che aveva il compito di cassiera tra le altre prostitute e controllore. Chi cercava di fare la furba, infatti, rimediava solo botte.